Fiabe per bambini. Audiostorie dai 0 anni in su. La principessa dalle gambe speciali. C'era una volta un re che aveva avuto una bambina bellissima, ma purtroppo la principessa aveva delle gambe che non funzionavano tanto bene e quindi faceva fatica a camminare. Nonostante questo, era una persona solare, buona e gentile. Sapeva farsi voler bene e sapeva amare. Era molto intelligente, ma aveva pochi amici. Riusciva a camminare da sola, anche se non perfettamente. A volte aveva bisogno di aiuto e i suoi domestici si occupavano di lei volentieri. Spesso era triste perché si sentiva molto sola. Le sarebbe piaciuto molto avere la compagnia di qualcuno che andasse oltre le apparenze, ma era molto difficile da trovare. Un giorno come tanti uscì un bando il quale annunciava che la principessa avrebbe dovuto sposarsi per diventare regina e prendere il posto del padre. Il re invitò a corte tutti i principi dei reami vicini e presentò loro la figlia. Quando i principi la videro, constatarono che era molto bella, ma non appena si accorsero di come camminava, si spaventarono. Più tardi il re chiamò il primo principe e gli chiese: «Allora, sposeresti mia figlia?» «Maestà, tua figlia è molto bella, ma cammina male e io, non la voglio», rispose il principe. Allora il re, amareggiato, chiamò il secondo principe e gli fece la stessa domanda. «Allora, sposeresti mia figlia?» «Maestà, tua figlia è molto intelligente, ma cammina male, ecco, e io non la voglio», rispose il principe. Il re ripose allora le sue speranze nel terzo principe. «Allora, sposeresti mia figlia?» «Maestà, tua figlia è molto buona, ma cammina male e io non la voglio», rispose questo. Insomma, nessuno voleva sposare la povera principessa che era sempre triste e si sentiva sempre più sola. La ragazza cominciò a passare le giornate chiusa in camera sua a piangere. Il re, furibondo, chiamò di nuovo i tre principi e fece loro una lavata di testa. «Siete proprio pessimi! Vi lasciate ingannare dalle apparenze e non sapete andare oltre», disse loro. Ma quei tre erano troppo presi dalle loro idee e non dettero ascolto al sovrano. La principessa era sempre triste. Il re chiamò allora a corte il giullare più divertente di tutto il regno, ma neanche questo riuscì a far tornare il sorriso alla principessa. Povera principessa. Ormai non faceva che piangere, stare sempre chiusa nella sua stanza. Una sera venne il re a chiederle se voleva mangiare qualcosa, ma lei lo mandò via. «Lasciami in pace, ti prego, io non ho fame», esclamò. La principessa era arrabbiata, specie con se stessa. Non poteva nascere con delle gambe normali? Non poteva essere come tutti gli altri? Una sera, mentre se ne stava sdraiata sul suo letto a piangere, vide una luce abbagliante provenire dalla sua finestra e la luce si fece sempre più luminosa finché non apparve una fata dal vestito rosa e dalle ali trasparenti. Principessa, perché piangi?» domandò la fatina. «Nessuno mi vuole per colpa delle mie gambe», rispose la principessa. «E tu chi sei?» «Io sono la tua fata madrina. Non essere triste. Sappi che ci sono molte cose di cui essere orgogliosa», rispose la fata. «Ma le mie gambe?» «Le tue gambe sono una parte di te, ma tu sei fatta anche di un cuore e soprattutto di un cervello». «Ma tutti i principi mi hanno rifiutata per colpa delle mie gambe», piangeva la principessa. «Da qualche parte c'è un principe che saprà amarti per quello che sei e chiamerà le tue gambe speciali». «Dimmi dov'è», disse la principessa. «Questo lo devi scoprire da sola», rispose la fata. Passavano i giorni e la principessa continuava a pensare a come trovare questo misterioso principe e conquistarlo. Vicino al castello scorreva un fiume, ma nessuno si era mai accorto che al di là di questo fiume c'era un altro castello.
Un giorno la principessa, mentre faceva una passeggiata in giardino sotto il controllo di una domestica, sedette sulla riva di un fiume e guardò verso l'orizzonte. «Guarda!» disse la domestica. «Cosa c'è laggiù?» «Sembra un castello, vostra maestà», rispose la domestica. «Andiamo a vedere chi ci abita». «Ma maestà, è troppo lontano, vi stancherete». «Oh, sciocchezze! Se mi tieni la mano e stai al mio passo, arriveremo lì in un battibaleno», disse la principessa. «Ma come faremo a oltrepassare il fiume?» chiese la domestica. «Guarda, c'è una barca». Allora salirono sulla barca e la domestica remò fino all'altra sponda. Arrivati al castello, bussarono alla porta. Ad aprire fu un bellissimo ragazzo castano, occhi chiari, che quando vide la principessa sorrise. «Benvenute», disse facendole accomodare. «Io sono il principe del castello». «Io la principessa del castello di fronte». Il principe fece portare loro un tè con dei pasticcini e cominciò a chiacchierare con la principessa. Parlarono di tutto, risero, scherzarono, erano davvero in perfetta sintonia. E così, tutti i giorni, la principessa, accompagnata dalla domestica, attraversava il fiume e si recava dal principe, che finì per innamorarsi della sua compagnia. E così, tutti i giorni, la principessa, accompagnata dalla domestica, attraversava il fiume e si recava dal principe, che finì per innamorarsi della sua simpatia. Un giorno il principe le chiese di sposarlo. «Ma come? Ma non hai visto le mie gambe?» chiese la principessa stupita. «Le tue gambe sono una parte di te e sono speciali proprio come te. Io ho guardato quello che c'è dentro, non fuori, e devo dire che mi ha molto colpito, principessa dalle gambe speciali». E allora si recarono insieme al castello della principessa, dove li accolse il re. E quando il principe si presentò al cospetto del re, disse: «Maestà, sono il principe del castello vicino e voglio chiederti in mano tua figlia». Il re lo guardò colpito. «Le sue gambe non ti spaventano?» «Le sue gambe sono solo una parte di lei, ma ciò che per me è importante è quello che tua figlia ha dentro. Starei per ore ad ascoltarla», rispose il principe. «Di tutti i principi che ha conosciuto, tu sei l'unico che ha avuto la pazienza di conoscerla e meriti di averla come sposa», disse il re. «Un momento», intervenne il consigliere del re. «Chi ci dice che tu non voglia sposarla solo per il trono?» «Signori», rispose il principe, «io sono stato promesso sposo alla principessa più ricca del mio regno». «Allora è già una sposa!» esclamò il re. «Io non sposerei mai quella principessa. Ella è crudele e vile. Non ho mai conosciuto nessuno come vostra figlia e non mi importa delle sue gambe», disse il principe. «Se le cose stanno così, ti concedo la sua mano volentieri», disse il re. E quando furono marito e moglie, il nuovo re si occupava personalmente di sua moglie e la cosa non gli pesava affatto. A palazzo c'erano sempre balli, feste e allegria. Alla principessa era tornato il sorriso sulle labbra, che non andò mai più via. La fata aveva ragione. Basta essere se stessi per trovare la persona giusta ed essere felici. E lei, finalmente, l'aveva trovata. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.